Che quello che è successo è inaccettabile e soprattutto perché vogliamo che finalmente Benetton renda nota tutta la catena produttiva, che renda nota chi sono gli appaltatori e subappaltatori. Invitiamo tutti a venire sotto il megastore di Benetton. Vergogna! Allora, stiamo andando di fronte al megastore di Benetton, perché come tutti sapete, pochi giorni fa, oltre 500 persone in Bangladesh sono morte in una di quelle fabbriche dove i grandi marchi occidentali, le grandi multinazionali del tessile portano a fare la produzione attraverso una catena di subforniture, di appalti, una catena indistricabile e assolutamente poco conosciuta e che però poi sappiamo che si fonda sullo sfruttamento e in questo caso è complice e responsabile di tragedie come queste, con una palazzina crollata dove lavoravano migliaia di persone, dove il bilancio attuale è di oltre 500 morti. Queste sono delle cose che vogliamo dire che, come abbiamo parlato fino adesso, la battaglia sugli spazi, per la cultura, per i saperi, per la socialità, ma chiaramente vogliamo dire che queste cose ci riguardano fino in fondo, perché poi sappiamo che questo modello che poi porta qui queste belle vetrine spesso e volentieri si fonda proprio su questo livello di sfruttamento e su queste tragedie. Allora noi vogliamo che venga fatta chiarezza da tutti i marchi e in particolare da Benetton, visto che Treviso è la città da Benetton, che in un primo momento aveva addirittura negato qualsiasi rapporto, poi dopo le foto fatte dalla Associated Press ha dovuto ammettere, visto che c'erano i marchi di Benetton sotto le macerie, ha dovuto ammettere relazioni con questa fabbrica, anche se ovviamente ha detto che, guarda caso, 2 settimane prima aveva interrotto tutti quanti i rapporti.